Il Veneto solidale, quello che non sorprende nella sua incessante condivisione del dolore, sta mostrando il suo volto migliore. Non sono passate inutilmente e infruttuosamente le settimane da quell'8 luglio che hanno cambiato la vita agli abitanti della riviera del Brenta. Oddio! Papi! Mentre si continua senza sosta nell'opera di ricostruzione, l'attesa dell'arrivo dei contributi è mitigata dalla gara di generosità scattata nelle ore immediatamente successive alla tragedia e passata attraverso eventi, raccolte fondi, iniziative di ogni genere. Tra queste ricordiamo il numero verde 45500, istituito appositamente dalla Regione Veneto per raccogliere donazioni tramite SMS o telefonate da numero fisso, che sarà attivo fino al prossimo 15 settembre. Assieme si vince, per cui avanti tutta, tutti assieme per far rinascere la riviera del Brenta. Anche la Marca trevigiana si è stretta in un abbraccio solidale alla popolazione della riviera del Brenta. Ora tocca a Miss Antenna 3, il concorso di bellezza della nostra emittente. La finale in programma sabato 12 settembre andrà in scena da piazza 4 novembre a Cazzago di Pianiga, uno dei luoghi simbolo della devastazione causata dalla furia del tornado. La volontà di portare il concorso di Miss Antenna 3 nei comuni devastati dal tornado nasce proprio dal bisogno di mantenere alta l'attenzione su questi territori e sulla necessità di aiutare concretamente la ricostruzione. Alla serata interverranno sindaci e assessori in rappresentanza dei comuni colpiti, sicura la presenza dei padroni di casa, il primo cittadino di Pianiga, Massimo Calzavara, e il suo vice Federico Calzavara. Anche chi parteciperà alla serata avrà modo di dare il proprio contributo facendo una donazione.